Identità Golose sbarca anche a Londra, siamo in Inghilterra, ma soprattutto siamo presenti alla serata di Gran Gala, dove i grandi vini friulani sposano la grande gastronomia dell'eccellenza italiana. Questa manifestazione è stata voluta dall'assessore e vicepresidente della regione Luca Ciriani, che attraverso l'agenzia Turismo FVG ha sostenuto questa manifestazione. È una grande vetrina, una grande opportunità di presentare l'eccellenza dei nostri vini bianchi che si sposano questa sera con l'eccellenza della cucina italiana. Manuele Scarello, presente a Londra per Identità Golose, a rappresentare tutti gli chef e la cucina friulana. È un grandissimo onore per noi, è bellissimo, è un momento penso fondamentale per questo cambio che c'è, generazionale, ma soprattutto siamo un gruppo giovane e rappresentiamo tutti questo fantastico territorio che è il Friuli. Abbiamo veramente tutto e questo ci dà la possibilità proprio di crescere. Walter Brunello, presidente di Buona Italia, presente per promuovere l'eccellenza a livello internazionale e soprattutto all'estero. Potranno tentare di copiarci tutto, non ci riusciranno, ma sicuramente non potranno copiarci la storia e i luoghi di produzione delle nostre eccellenze. Bisogna insistere, io ho sentito alcuni degli chef che hanno tenuto le lezioni che facevano sempre forza sulla provenienza dal territorio del prodotto. Non si promuove più un prodotto soltanto, ma si deve insistere sulla promozione del territorio che il prodotto genera. Paolo Marchi, insomma, Identità Golose colpisce anche a Londra. Più di tante parole è fare assaggiare le cose buone. Se tu gli fai assaggiare il Montasio buono, il San Daniele, un cappero di pantelleria, o fai un cuoco spiega perché fa una ricetta, la gente pensa e ragiona e capisce, no? Più di tante parole, la cosa migliore è veramente portare le nostre eccellenze fuori e dire queste sono le eccellenze. Se cominciamo noi a sostenere i nostri cuochi, magari nel tempo saranno usati anche da cuochi stranieri.